Sì, il cartellone di Natale è pronto, oggi lo andiamo a presentare, la città si sta illuminando, stiamo continuando a illuminare le vie principali di Agrigento, sorgeranno anche altri alberi di Natale artificiali perché quello naturale l'ho voluto io in via Sensazione, peraltro come ogni anno. Ci saranno anche degli eventi in via Atenea che ora non voglio dire, aspettiamo la conferenza stampa, ci sarà anche un qualcosa di interessante alla Villa Bonfiglio, voglio realizzare proprio un piccolo villaggio di Natale alla Villa Bonfiglio, c'è anche il villaggio, la casa di Babbo Natale al Palacongressi e devo dire che ogni anno sempre di più si va arricchendo il nostro Natale, ci siamo anche impegnati per il Capodanno, vedete ora cosa presenterà il mio assessore Costantino Giulla. Devo ringraziare anche tutte le forze politiche che ci sono vicino e comunque questo è un dono grandissimo che voglio dare alla mia città, ai miei concittadini, alla mia Agrigento. Voglio aggiungere che oggi pomeriggio alle 5 si inaugura anche la seconda edizione della mostra del Francesco Anastasi, un siciliano doc, un artista siciliano, ho lusingato io oggi di aprire proprio dare il via a questa mostra, i suoi colori sono colori della nostra Sicilia, quindi è un altro evento culturale che si va a sommare veramente a quel grande passo culturale che la nostra Agrigento ha bisogno. Assessore, oggi una conferenza stampa per presentare alla città e non solo gli eventi natalizi della nostra Agrigento e ci sarà anche un evento importante per la notte del 31. Se gentilmente ci vuole sintetizzare quali saranno i tanti eventi che organizzate. Sì, la nostra città partono ufficialmente da oggi, ma già nei giorni precedenti abbiamo già visto qualcosa, partono gli eventi del Natale, il cartellone di Natale che poi arriva a Capodanno, arriva addirittura al 6 gennaio, anche il 6 gennaio abbiamo pensato qualcosa per ravvivare il periodo di feste che inizia oggi, diciamo formalmente per noi ma ufficialmente con l'Immacolata e termina il 6 gennaio. Tanti eventi in tutta la città, nelle frazioni, le luci, le novene, gli spettacoli in via Atenea, spettacoli al teatro, spettacoli nelle chiese, spettacoli in tutta la città, veramente la città diventa viva come dovrebbe essere, sempre nella normalità ed è quello che la nostra amministrazione sta tentando di fare. Grazie al contributo non indifferente dell'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo e del Ministero del Turismo, addirittura quest'anno creeremo unitamente anche ad altri collaboratori con il Comune di Agrigento, quindi la Fondazione Teatro Pirandello e il Distretto Turistico Valle dei Templi, un cartellone veramente che farà entusiasmare questa città con la ciliegina sulla torta e il fiore all'occhiello che è il concerto di Capodanno. Il concerto di Capodanno che come tanti altri artisti potevano avvicendarsi nella nostra città, quest'anno abbiamo Achille Lauro, un nome che già sta facendo tanto rumore in queste ore, un nome che ha attirato anche l'attenzione di testate non solo locali ma anche regionali e anche nazionali, quindi diciamo che l'obiettivo della nostra amministrazione è quello di appunto portare Agrigento fuori dalle mura di Agrigento e promuoverla positivamente. Agrigento diventa città normale, di città che può realizzare eventi anche ad un certo livello e questo è quello che stiamo facendo. Quant'è il budget messo a disposizione per questi eventi natalizi? Il budget messo a disposizione chiaramente che è quello dell'imposta di soggiorno e per quanto riguarda le fonti comunali chiaramente è anche aiutato da questo contributo importante del Ministero, come dicevo, e dell'assessorato regionale al turismo. Anzi, ne approfitto io per ringraziare l'onorevole Pisano che dall'inizio della nostra costituzione qui in città ci siamo interfacciati per reperire dei fondi che sono arrivati nei mesi precedenti, l'estate, il Natale precedente per la nostra città di Agrigento e che ha aiutato sicuramente la proposta di informazione per far sì che i numeri anche della qualità degli spettacoli possano essere importanti. Le frazioni saranno interessate in qualche modo o solo il centro storico? Le frazioni saranno interessate, intanto come abbiamo fatto dal primo anno e questo per il terzo anno consecutivo noi metteremo una luce come l'ho usato chiamare io in tutte le frazioni, quindi da Villa Seta al Villaggio Mosè, da Giardina Gallotti a Montaperto, tutte le frazioni avranno almeno l'albero di Natale, quella è una promessa che abbiamo fatto e che stiamo mantenendo, ci saranno le novene in tutte le frazioni, quindi ci saranno anche degli interventi natalizi nelle chiese, insomma ci sarà un bel Natale per tutta la città e non solo. Ecco, la DMO in che modo è coinvolta in questa manifestazione e organizzazione di eventi natalizi che vede in Achille Lauro la punta di diamante?
La DMO è coprotagonista insieme al Comune di Agrigento perché ha condiviso il progetto e il finanziamento della manifestazione, di grandissima parte della manifestazione, avviene per merito di risorse che sono state accreditate alla DMO attraverso i fondi regionali e nazionali, per cui la DMO contribuisce con un'azione organizzativa e di raccordo, ma anche e soprattutto con un ottimo contributo economico che appunto diviene dall'interessamento dell'assessorato regionale al turismo su fondi nazionali. Molto soddisfatti del cartellone, per la prima volta abbiamo sposato un unico progetto, la Fondazione Teatro Pirandello con il Comune di Agrigento, col distretto turistico, con il parco archeologico. Abbiamo unito le forze per regalare alla città giorni di spensieratezza e di alta qualità. La Fondazione Teatro Pirandello si occuperà degli spettacoli sia che si svolgeranno dentro il teatro ma anche per le strade, nei quartieri, le tradizionali novene natalizie e i concerti nelle chiese. Poi ci sarà il grande appuntamento di Capodanno, come già ampiamente è stato detto, quindi ci sarà la casa di Babbo Natale, il villaggio di Natale alla Villa Buonfiglio. Sarà un Natale all'insegna del divertimento e speriamo veramente di regalare agli agrigentini e a tutti i visitatori di Agrigento dei giorni lieti e di spensieratezza. Continuo la tradizione, continuo il mio impegno per la mia città e era dovuto anche quest'anno riproporre l'albero di Natale in Piazza Stazione. Penso che è una cosa importante perché tutti i miei agrigentini debbano avere un albero di Natale, ma un albero di Natale come si deve. È una conifera di 12 mesi che è stata donata dalla Forestale, viene dal Bosco di Grotte e è stato portato qui per un'operazione di disboscamento selettivo che ogni anno giustamente la Forestale fa. Quindi questa conifera è stata impiantata qui in Piazza Stazione. Vi ricordo che c'è già una predisposizione per sempre che io ho realizzato quando ero assessore. Abbiamo finito di addobbarla e a brevissimo la accenderemo. Buon Natale a tutta la mia città.